Focus TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, una buona domenica, una splendida domenica di sole, tra l'altro però è costellata da due bruttissimi episodi di cronaca, perché proprio nella notte si sono verificati due incidenti stradali mortali in due appunto distinti punti della nostra regione, uno nel Vicentino, siamo a Poiana Maggiore, l'altro nel Trevigiano a Loria. Nello specifico motociclista di 42 anni, Mirko Scaggion, è morto a causa delle ferite riportate nella serata di ieri a Poiana, comune appunto dicevamo del Basso Vicentino, dove la vittima abitava. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, l'uomo, che lavorava in un'azienda della zona, era alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata. Si stava recando a fare rifornimento quando ha perso il controllo del mezzo, è caduto, ha colpito prima un palo e poi un'auto che era parcheggiata. Infine è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri e ha preso proprio con la testa lo spigolo di un marciapiede. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono parse subito gravissime. Sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM 118, ma nonostante tutti i tentativi per rianimare il 42enne non c'è stato nulla da fare. Mentre un secondo incidente mortale in moto, sempre avvenuto all'alba di oggi nel Trevigiano, siamo a Ramon di Loria, attorno alle 5:40, la vittima è un 38enne di Bassano del Grappa, Davide Tesfazion, morto dopo essere stato disarcionato dalla motocicletta che stava guidando e si trovava assieme a una ragazza, una donna di 22 anni di Mussolente, che è rimasta gravemente ferita. Per l'uomo inutile ogni soccorso, la ragazza invece è stata trasportata all'ospedale di Castelfranco Veneto in condizioni, dicevamo, molto serie, ma pare che non sia comunque in pericolo di vita. Quindi purtroppo apriamo il nostro telegiornale con due brutte notizie, appunto di cronaca, con questi due decessi avvenuti a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Mentre adesso situazione Covid. Allora diamo subito uno sguardo prima di andare nello specifico alla tabella, al report inviato da Azienda Zero. Allora vediamo che si sono verificati nel corso della notte, praticamente dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina, 8 nuovi casi. Nello specifico si tratta di due donne italiane, 82 anni una, della casa di riposo di Padova, e 78 anni l'altra, due uomini sempre italiani di 32 e 68 anni, un uomo di 49 anni del Bangladesh, una donna di 72 anni russa, un'altra 34enne colombiana e un'altra donna ancora di cui ancora non sono state rese note le generalità. Comunque insomma ci sono questi nuovi 8 casi positivi. Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare siamo arrivati a 1298. E andando a vedere nello specifico la situazione all'interno degli ospedali, vediamo subito che si è registrato un nuovo caso, quindi un nuovo paziente in area non critica. Siamo arrivati a quota 142. Resta invariata la situazione in terapia intensiva, quindi restano 9, di cui 3 positivi e 6 negativizzati. Fortunatamente anche oggi nessun decesso, quindi resta invariata la situazione anche per quanto riguarda le persone decedute. Restano 1435 le persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio ad oggi. E a proposito di nuovi focolai, il nuovo focolaio si è verificato alla casa di riposo Bombozzolla di Farra di Soligo. Ci sono 8 ospiti e 2 operatori che sono risultati positivi al tampone. Tutto è partito dalla positività di un ospite della casa di riposo di Farra di Soligo, che era stato sottoposto a tampone precauzionale in quanto arrivava da un'altra struttura. Ha permesso di individuare nella giornata proprio un focolaio epidemico di Covid-19 nella residenza di Farra di Soligo. A seguito di questa prima positività è stato applicato immediatamente il piano di sanità pubblica della regione del Veneto per individuare e circoscrivere eventuali altri focolai. Sono stati sottoposti a test 208 persone tra ospiti ed operatori. I test hanno evidenziato 8 positività, dicevamo 6 tra gli ospiti, 2 tra gli operatori. Il compagno di stanza del primo positivo è risultato, pensate, negativo a un primo tampone e poi, portato al pronto soccorso, è risultato positivo a un secondo tampone, quindi è stato disposto per lui il ricovero nel reparto di malattie infettive a Treviso. I restanti ospiti, tutti asintomatici, sono stati isolati in casa di riposo in un apposito nucleo, quindi le persone che si trovano al Bombozzolla sono state isolate. I 2 operatori, anche loro asintomatici, sono stati posti in isolamento domiciliare, le loro famiglie sono state messe in quarantena. Adesso
Dovranno tra l'altro essere sottoposti a tampone anche tutti i parenti che in questi giorni hanno fatto visita ai propri cari e che poi sono risultati positivi, di conseguenza verrà ampliata anche ai familiari il tampone appunto per vedere se sono positivi o meno. Quello che fa riflettere quanto è successo invece a questi cittadini bengalesi che sono stati abbandonati letteralmente in mezzo alla statale del Santo. Li hanno visti vagare lungo la statale del Santo, c'è chi dice fossero 15, chi almeno una trentina. L'allarme è scattato venerdì sera, automobilisti in transito lungo la regionale 308 all'altezza di Campodarsego cominciano a chiamare i vigili perché notano dei cittadini bengalesi che camminano in gruppo senza mascherina. Anche il presidente della provincia, Fabio Bui, nota la scena e avverte le forze dell'ordine. Non potevano non essere notati e ho chiamato subito il comando della polizia locale che poco dopo è intervenuto e fino a stanotte li abbiamo trattenuti a Campodarsego per i primi accertamenti, anche per capire bene come mai 15 persone erano lì. La polizia locale della Federazione del Campo San Pierese arriva sul posto e rintraccia 11 stranieri. Sono spauriti, affamati e assetati, parlano pochissimo l'inglese. A fatica dicono di arrivare dalla Lombardia e di essere stati scaricati lì da un pulmino che poi si è dileguato. Vogliono andare a Napoli, Roma e Bologna. C'è anche chi riesce a chiamare un taxi e ad allontanarsi. Il comandante della polizia locale Antonio Paolocci e il vice sindaco di Campodarsego Walter Gallo riescono a portarli nella sede della protezione civile del comune. Qui vengono rifocillati da una prima ricostruzione, sembrano essere 4 bengalesi, 5 pakistani e 2 cittadini del Suriname. In tarda serata vengono portati al Dipartimento di Igiene dell'ospedale di Padova per i tamponi per il coronavirus. L'esito arriva in piena notte, tutti negativi, un primo sospiro di sollievo, ma la vicenda è inquietante. Dietro potrebbe esserci l'ombra del caporalato legata all'emergenza sanitaria, la paura dei controlli dopo che nelle scorse ore l'Italia ha bloccato l'ingresso delle persone provenienti dal Bangladesh dove il virus è nel suo picco. La prefettura di Padova ha coordinato tutte le operazioni, nelle prossime ore si provvederà all'identificazione. Pare però che il gruppo di stranieri, quasi tutti irregolari, fossero sul territorio italiano da tempo. E a proposito di questi nuovi focolai che si sono verificati un po' in tutta la regione, abbiamo chiesto proprio alla gente che, come si sente, se ha paura soprattutto. E fino adesso abbiamo portato pazienza e adesso chissà che di riprendere il solito tran tran. Ma le fa paura il fatto che magari non sia passato del tutto? No, sono sempre ottimista. Contentissima. Ecco, e ha paura che magari non sia ancora passata oppure è ottimista? No, ho paura che ritorni diciamo a settembre, novembre, così. Speriamo meglio, insomma, che cambi, che se ne vada sto Covid, dai. Non vuol dire niente, non puoi dire che è Covid free solo perché nessuno è ricoverato all'ospedale. Quindi bisogna sempre stare attenti. Quindi per lei stare attenti che cosa significa? Avere la mascherina sicuramente, ovviamente giri sempre gel igienizzante, fare attenzione. Siamo sulla strada giusta, penso. Quindi è contento? No, contento per me e anche per gli altri comunque. Comunque è una bella cosa, insomma qua a Bassano perlomeno non è mai successo granché. Sono contentissimo veramente, così si è finito tutto quanto, così potremo camminare liberamente, sperando che qualcuno non faccia il pazzo. Che non faccia il pazzo veramente, accompagno l'ultimo che è successo a parte di Vicenza. Ecco. Siamo ancora nel pieno, quindi è inutile brindare. Bisogna anzi mantenere sempre una certa contenezza anche nei comportamenti, cosa che non c'è. E speriamo continui così, speriamo continui proprio così, un po' per tutto. Ma lei ha paura di un ritorno del Covid? Cerco di non avere paura, cerco di vivere. Un po' di paura c'è, però speriamo bene, anche perché abbiamo un governatore che è... E intanto questo periodo, soprattutto la prima fase di lockdown, di chiusura totale di tante attività, ha messo in ginocchio tantissime persone, tantissime famiglie che si sono trovate senza un lavoro appunto a causa lockdown. Tante persone che prima magari vivevano agiatamente adesso non fanno fatica a mettere davvero il pane sul tavolo, come si dice. Siamo andati allora al mercato ortofrutticolo di Bassano del Grappa per capire se anche loro, dopo che abbiamo sentito anche i fratti della mensa,
sindaca di Margnano, sempre a Bassano, Frati Cappuccini, che hanno segnalato questo aumento del 50% di nuovi poveri che si rivolgono a loro. Anche al mercato ortofrutticolo la situazione è davvero peggiorata, ma sentiamo. Si vedono delle persone che si vedeva prima dove erano agiate, adesso hanno qualche difficoltà. Devono dare da mangiare alla famiglia, quindi non si può fare differentemente, insomma a un certo punto si è tutti dentro la stessa identica barca e arrivare a fine mese bisogna arrivarci. Sono i nuovi poveri. Anche una città come Bassano sta registrando un aumento di persone che, causa Covid, si sono trovate in difficoltà economica, persone che non sono più in grado di acquistare neanche il pane da mettere sul tavolo. Una situazione molto grave e pesante, confermata nei giorni scorsi dai frati di Margnan, che si sta avvertendo anche al mercato ortofrutticolo. C'è un aumento, abbiamo sentito, da parte di persone che vanno a mangiare nelle mense pubbliche, mi sembra, qui a Bassano, perché vengono qua a caricare la merce. Quella è un po' andata avanti, che la consegniamo tutti quanti qui al mercato, e ci hanno detto che c'è un aumento anche del 50%. Richieste aumentate del 50%, un dato allarmante confermato dagli stessi imprenditori agricoli che vendono al mercato. Un paio di volte alla settimana, martedì e giovedì, ci sono delle persone che vengono a raccogliere quello che noi volentieri facciamo beneficenza. In questo momento qua capiamo benissimo che se si può aiutare le persone, volentieri. Situazioni di palese povertà, situazioni di persone che vengono a chiedervi o che vedete che bazzicano in zona? No, qui vengono, chiedono un po' di sconto, però abbiamo dei prezzi molto convenienti e diciamo che riescono a acquistare delle cose buone da mangiare anche con pochi soldi. Sono sempre più gli acquirenti che puntano al minor costo. Una diminuzione sia per quanto riguarda le quantità sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, andando sempre a vedere di spendere meno. Non importa più la varietà, questa cosa è aumentata molto anche perché vedi le persone e vedi dagli occhi che stanno avendo la sofferenza, che stanno avendo questo tipo di periodo non bello e cerchi, come dicevo prima, di fare meglio che si può, insomma. Sì, una cosa che fa riflettere, che ha detto questo imprenditore, vedi dagli occhi che c'è sofferenza, una sofferenza davvero che sta interessando e coinvolgendo tantissime persone dopo questo periodo di chiusura totale delle attività. C'è una pausa, ci troviamo tra qualche minuto. Rieccoci in diretta, riflettori puntati sul Mose. Ricorderete senz'altro l'altro giorno il test sulle 78 paratie mobili, il test che è risultato che è andato benissimo, alla presenza tra l'altro del Premier Conte, e sulla questione sono intervenuti anche i costruttori. Sentiamo. Tra i tanti spettatori del test sul funzionamento del Mose avvenuto venerdì 10 luglio, per cui è giunto in laguna anche il Premier Conte, c'erano anche i costruttori edili che, arrivati all'ultimo miglio dell'opera, chiedono di completarla, evidenziando un aspetto importantissimo. Le opere vanno pagate e soprattutto le opere vanno completate in tutto il loro complesso del Mose, perché non bisogna dimenticare che il Mose non sono solo le paratoie che si alzano, ma sono tutte le opere complementari, quelle del piano Europa, la sistemazione dell'arsenale, un intervento complessivo molto importante che non è ancora completato. Non vorremmo che una volta che le paratie si alzano, una volta che, come è giusto che sia, Venezia è messa all'asciutto dall'acqua alta, ci si dimentichi di tutto il resto. Salmistrari pone l'attenzione anche su certe lettere circolate nell'ultimo periodo tra il commissario Spitz e il comitato consultivo di cui lui stesso fa parte. Il comitato consultivo degli imprenditori ha mandato una lettera ai commissari nella quale chiedeva tempi certi, programmi certi per terminare le opere, per approvare i progetti, per riuscire a fare il proprio mestiere. Tra le altre, in questa lettera c'è stato un passaggio dove si diceva ai commissari di utilizzare i soldi delle opere per pagare le imprese che hanno eseguito le opere, perché ci sono alcune cifre che sono state distratte e messe a pagamento di altre cose. Mi pare corretto che i costruttori chiedano di essere pagati per le opere
che hanno eseguito. I costruttori hanno mandato una richiesta di incontro per fare la programmazione dei lavori, diffidando a utilizzare importi spettanti alle imprese al pagamento dei dipendenti del consorzio. La risposta dei commissari è stata, mi permetto di dire, un pelino piccata. Sembra come che si siano offesi della lettera mandata dalle imprese e hanno presentato il conto di opere malfatte da altri, il conto di malaffare fatto da altri. Si dimentica che le cose di cui si continua a parlare sono cose di decenni fa, dove le imprese che oggi stanno operando non c'entrano nulla. Non trovo corretto che si vada a chiedere conto di questa grandissima cifra enorme a delle piccole imprese che stanno cercando di fare il proprio mestiere al meglio per completare questa opera complessa. Dico solamente che vadano da chi ha fatto quello che sappiamo tutti che è successo. Intanto anche dal punto di vista politico, nel mondo politico continua il dibattito sull'utilità del MOSE. Per la prima volta le 78 operatoie del MOSE si sono alzate contemporaneamente ed è un evento commentato in maniera diversa dagli esponenti delle varie forze politiche. Federico D'Incà, ministro veneto per i rapporti con il Parlamento, definisce il MOSE uno dei più grandi scandali del nostro paese ed è solo grazie al governo Conte, aggiunge, che si è dato un impulso ai lavori per il completamento di un'opera costata circa 6 miliardi di euro, la cui posa della prima pietra risale ad oramai 17 anni fa. Non bastano invece gli annunci e le passerelle del Premier per il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro, secondo il quale bisogna terminare i lavori al più presto perché c'è bisogno immediato di opere a tutela della laguna. Ma soprattutto, visto con gli occhi della politica locale, il test del MOSE sconta il fatto di essere stato realizzato a mare calmo. Cosa poteva succedere se il mare fosse stato mosso e la marea entrante con forza? Se lo chiede ad esempio Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia e candidato sindaco per tutta la città insieme. Il risultato, con una situazione di mare calmo, osserva Martini, è stato di un tempo lunghissimo per il sollevamento delle paratoie e di una riallocazione non avvenuta per 6 paratoie per la sabbia entrata nei cassoni. Dubbi che sono anche quelli di Marco Gasparinetti, garante della lista civica Terra e Acqua, che si domanda come sarebbe andato il test con le condizioni che si verificano a novembre. Ma nonostante tutto, conclude, i veneziani devono augurarsi che il MOSE funzioni e che consenta di salvaguardare la laguna e una città che non può permettersi un altro 12 novembre. Un altro 12 novembre mi lego al servizio di Filippo Fois, quando appunto l'acqua alta ha allagato completamente Venezia e ha messo in ginocchio tantissime attività, soprattutto attività artigianali, penalizzate dall'acqua alta e poi nuovamente penalizzate, ennesima batosta con il coronavirus, causa coronavirus. Pare che stiano arrivando adesso comunque dei finanziamenti, dei risarcimenti per i danni che hanno subito. Consegniamo dei contributi minimi da 300 euro a 1650 in relazione ai danni subiti. Certamente non sono fondamentali, però un piccolo contributo, un piccolo segnale. La consegna al mercato di Rialto dei contributi raccolti attraverso un fondo di solidarietà promosso da Confartigianato Venezia San Lio a 40 artigiani flagellati dall'acqua granda del 12 novembre è sì un piccolo gesto, ma dal forte significato non solo simbolico ma anche pratico, visto che tra le diverse aziende di ogni genere che avevano presentato domanda ce ne sono diverse che nonostante gli ingenti danni subiti si trovano in situazioni non contemplate per l'accesso ai bonus governativi. Purtroppo noi siamo partiti subito nell'immediatezza dei fatti con una sottoscrizione, ha avuto anche un discreto successo, poi l'iniziativa è stata bloccata appunto dalla pandemia, la riprendiamo oggi. I poco più di 40.000 euro arrivati dall'Italia e dall'estero, da enti diversi come la Fondazione Ca' Foscari o Casa Savoia, sono prima passati attraverso il vaglio di una commissione assegnazione fondi, quindi sotto la supervisione di un perito terzo. Nell'assegnazione è stata data particolare attenzione alle aziende di nuova costituzione o a quelle con soci giovani, soprattutto per supportarli nell'inevitabile indebitamento accumulato per far fronte ai danni. Un segnale di ripresa e di entusiasmo per il futuro, in modo che ricevano una forza e una positività ormai non più pensando alle acque alte del 12 novembre 2019, ma pensando ai disastri che dal punto di vista economico ha fatto la pandemia e come uscirne.
E continuiamo a parlare di attività economiche, si preannuncia un autunno caldo sia per imprese che anche per quanto concerne i lavoratori, quindi l'occupazione. Vicenza ce la può fare, abbiamo molte merceologie, il sistema è comunque forte, siamo grandemente orientati all'export, abbiamo delle meravigliose imprese in tutti i settori, quindi io sono confidente, non dico ottimista, ma insomma ho anche delle buone sensazioni, insomma, ecco. E noi siamo qui per stare vicino alle imprese e pensiamo che insomma arriveranno anche tempi un pochino migliori. Ostenta comunque ottimismo il presidente della Camera di Commercio di Vicenza. La stima prevista del PIL italiano 2020, secondo la UE, è la peggiore in Europa, meno 11,2%. Settembre si preannuncia una scadenza drammatica. Quali sono i settori più in sofferenza per le PMI vicentine? Adesso stanno molto soffrendo, è tutto il settore legato al turismo, evidentemente, ai viaggi e ai settori anche industriali e manifatturieri legati allo spostamento delle persone, alle relazioni personali, e quindi penso al sistema moda, e la concia stessa che è molto legato, eccetera. Stanno meglio altri settori, magari un pochino più tecnologici, eccetera. L'emergenza sanitaria sarà comunque responsabile di cambiamenti nei modelli produttivi locali. Credo che forse sta finendo l'era del piccolo e bello, lo dico anche con dispiacere. Diciamo che credo che questo flagello che ci ha segnati tutti, che ci sta segnando tutti, imprimerà una forte accelerazione e sul modello di business e quindi sui processi, dove chiaramente la digitalizzazione la farà da padrone sempre più e la tecnologia innovativa sempre più, e anche sul proprio livello di governance e di gestione delle aziende. Assisteremo probabilmente nei prossimi tempi a un'accelerazione per quanto riguarda i processi di aggregazione, di fusione, di incorporazione di aziende verso soggetti più strutturati e quindi più capaci di reggere la competizione globale. E a soffrire particolarmente in questo periodo non soltanto le attività economiche, ma anche tutto il mondo del turismo, tutto il comparto del turismo, della cultura, dello spettacolo. E proprio su questo argomento e anche della scuola, di questo argomento della scuola parla il governatore Zaia in un'intervista che appunto ci ha rilasciato. Sentiamo. Le difficoltà sono molte, anche perché il lockdown e il coronavirus da noi ha dato danni non indifferenti. Abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 nel comparto turistico. Il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, siamo la prima realtà turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche. I nostri operatori sono eccezionali, si stanno dando da fare, noi abbiamo cercato di intervenire con delle risorse fresche, con dei finanziamenti, ma non bastano, ci vogliono risorse più importanti che vengano dal governo centrale, e poi siamo partiti anche una campagna che è sotto gli occhi di tutti, insomma la campagna con il Veneto del Land of Venice a livello nazionale e internazionale. Abbiamo soldato gli ambassadors o gli influencer, mi prendevano in giro 4 mesi fa quando lo dicevo, vedo che tutte le regioni fanno così però, e fra l'altro da noi siamo riusciti a ingaggiare questi comunicatori gratuitamente, vendendo loro delle esperienze uniche che poi vivono in Veneto. Si iniziano già a vedere i loro report nel mondo digitale. Direi che è una sfida, certo che sarà l'anno orribile per il turismo. Noi adesso speriamo di recuperare durante questi mesi di luglio e di agosto, però ormai mezza stagione se n'è andata, penso a parte della montagna invernale, la montagna estiva e tutto quello che poi riguarda circuiti termali, mare e tutto quello che poi si conosce. Insomma, il Veneto è una regione unica nel suo genere. E lei invita tutti a passare le vacanze qui in Veneto? Ma sì, guardi, le vacanze in Veneto, le vacanze comunque domestiche in Italia, adesso onde evitare che poi vengano fuori polemiche, però di restare nel territorio nazionale, e questo sarebbe fondamentale, riusciremo a dare un grande aiuto a tutti i nostri turisti. Parliamo invece di scuola. Brugnaro ha detto che gli studenti dovrebbero rientrare il 10 ottobre, così hanno il tempo anche di studiare. Baretta invece dice che rientrino subito da settembre e poi parla anche le elezioni, se le dobbiamo fare, le facciamo in altre strutture che non siano le scuole, che poi andranno bene anche in futuro.
Secondo lei invece cosa... Ma guarda, il Ministro degli Interni, rispondo a Barretta, è stato chiaro, cioè trovare strutture alternative alle scuole è difficile, ma questo è un problema del governo, insomma, se trovano altre strutture ne prendiamo atto. La verità è che noi dobbiamo anche riaprire le scuole, visto e considerato che i ragazzi non vanno più a scuola dal 24 di febbraio, cioè vorrei ricordare che sono passati mesi, cioè siamo marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 7 mesi, quasi 7 mesi di fermo scolastico, è mai accaduto nella storia, neanche durante la guerra, il che vuol dire che dovremmo iniziare. Poi abbiamo assistito a questo teatrino delle elezioni che a tutt'oggi ancora non ha una data certa. Elezioni che potevamo già aver fatto il 6 luglio come proponevo io, in maniera tranquilla, distanti dal Covid. Andremo il 21 settembre, io non so che scenario troveremo e se sarà uno scenario, diciamo, con il coronavirus non andremo più a votare e così avremo esaudito le aspettative di coloro che a Roma, che rappresentano partiti che ormai non li vota più nessuno, non volevano andare a votare. Allora, gli studenti subito a scuola da settembre e in totale sicurezza? Ma guardi, noi come i colleghi presidenti abbiamo scelto di aprire il 14 di settembre le scuole. Sembra che se si andasse a votare il 20 e 21 settembre, e cioè la domenica e il lunedì, avremmo un fermo di pochi giorni, si calcola il sabato, il giorno prima dell'apertura delle urne, e poi il martedì. E quindi dovrebbe essere 2-3 giorni persi. Consideri che le famiglie sono angosciate dal fatto che devono programmarsi, anche perché comunque i minori vanno accuditi e la scuola, diciamo, è un elemento di formazione ma anche di tranquillità per le famiglie. Abbiamo sentito dunque le parole del governatore Zaia, c'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, dovremmo avere collegato telefonicamente il nostro Lucio Zanato che è stato a Loria, appunto dove nella notte, anzi le prime ore di oggi, le 5:40, si è verificato l'incidente stradale mortale, ha perso la vita un 38enne di Bassano del Grappa. Lucio, ci racconti cosa è successo? Sì, allora intanto buongiorno Vanessa, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto vi racconto, io sono all'incrocio, anzi alla rotatoria tra via Caleoncino e via 24 aprile, siamo diciamo così tra Castello di Godego e Loria, per la precisione tra Castion e Ramon, quindi proprio diciamo proprio nella parte più agricola del territorio. Qui ci sono delle strade dritte che sono di collegamento sostanzialmente in questa vasta parte della piana tra Treviso e Bassano. In una di queste strade questa mattina intorno alle 5:30, 5:35 una coppia stava probabilmente rientrando verso Mussolente, lui 38 anni, Davide Stefatton, lei invece una 21enne appunto di Mussolente, all'altezza proprio probabilmente vedendo la rotatoria ma vedendola all'ultimo momento, il conducente Davide deve aver perso il controllo della moto, che non è una moto di grossa cilindrata, è una moto di media cilindrata, non pare non corressero neanche tanto, fatto sta che insomma ha perso il controllo della moto è scivolata sull'asfalto, mentre la ragazza ha subito qualche escoriazione, invece purtroppo Davide, nonostante il casco, praticamente è volato tra il cordolo di cemento della rotatoria, non so se potete vedere le immagini, e il cartello di definizione di rotatoria, quindi di circolazione, e ha battuto il capo con il casco esattamente nell'angolo in basso a destra, piegandolo. Purtroppo lì non c'è stato nulla da fare, nel senso che sicuramente c'è stata la rottura della colonna vertebrale, perché l'uomo è morto sul colpo. Io ho avuto modo di sentire qualche secondo fa la prima soccorritrice, una signora rumena che questa mattina intorno alle 5:40 si stava recando al lavoro, è arrivata lì e ha visto questa moto per terra, questi due corpi per terra, la ragazza che si lamentava, anzi urlava Davide Davide, e è stata lei a chiamare il 118, quindi a chiamare i primi soccorsi. Poi è rimasta vicino alla ragazza che era cosciente e ha cercato di confortarla per quanto possibile, mentre per l'uomo non c'era nulla da fare, era proprio come mi ha descritto, con il capo piegato in maniera innaturale, quindi chiara la frattura della colonna vertebrale, praticamente dell'osso del collo, in poche parole. Sì. Questo più o meno è quello che è accaduto questa mattina. Tra l'altro ho sentito anche chi abita vicino a questa rotatoria e nessuno si è accorto di nulla, nonostante che pur essendo area proprio agricola la gente fosse in piedi sin dalle 5,
non si è sentito nessun colpo, non si è sentito nulla, molti si sono accorti semplicemente perché a un certo punto è arrivata l'ambulanza, però hanno detto tutti questa è una strada che già in passato ha avuto diversi morti, avevamo chiesto la rotatoria proprio per questo e nonostante la rotatoria evidentemente o si prende velocità o probabilmente un colpo di sonno, una disattenzione, fatto sta che la rotatoria che si presenta davanti ed è stata fatale appunto per Davide Stefaton, che tra l'altro mi risulta risiedere a Castelfranco, mentre appunto la ragazza, mentre tra l'altro poi è stata informata la mamma di lui che abita vicino alla rotatoria, all'altezza di Castello di Godego, ovviamente dolore enorme da parte dei parenti, soprattutto della mamma, insomma, della vittima. Certo. Lucio, io ne approfitto, ti tengo ancora in collegamento perché Sì. dal Trevigiano ci siamo occupati anche di questo nuovo focolaio all'interno della casa di riposo di Farra di Soligo. Sì, allora dunque qui c'è un altro focolaio, però il focolaio è di un anziano all'interno di questa casa di riposo di Soligo, casa di riposo molto conosciuta in zona, una casa di riposo tra l'altro come dire con una storia, nel senso che forse non credo che sia tra le prime, ma insomma nella zona del quartiere del Piave è quasi un simbolo per l'assistenza, per la terza età, per diciamo così gli anni più difficili, quelli della non autosufficienza. Il Bombozzolla, tra l'altro che ha avuto negli ultimi anni anche una serie di vicissitudini e quindi anche delle, come potremmo definire, ha dovuto subire delle ristrutturazioni anche economiche, ma però si è ripreso prontamente e a quel punto, praticamente da ieri, ha notato questo nuovo focolaio di un ospite che appunto è stato portato da un'altra struttura. Questa mattina io ho cercato di mettermi in contatto con la direzione, mi risulta che stiano facendo un secondo giro di tamponi. Per quello che si può percepire, stando almeno al pourparlers, chiamiamolo così, che siamo riusciti ad ottenere con la direzione, c'è stato un altro giro di tamponi, l'ospite positivo era verso la fine di una quarantena di venerdì, gli 8 sono i positivi ai test in sede e un positivo a un tampone all'ospedale, quindi sono 10 persone che sono positive per quanto riguarda appunto il Covid, 8 ospiti e 2 operatori, ma ripeto, la situazione è in evoluzione perché ovviamente il Bombozzolla sta facendo un altro giro di tamponi in tutta la struttura per capire quanto si sia sviluppato e quanto si stia sviluppando il focolaio. Teniamo presente anche che siamo in una situazione post-estiva dove in genere come dire, il focolaio ha il virus ha qualche difficoltà ad espandersi ulteriormente, però naturalmente tutta la struttura è sostanzialmente sigillata proprio perché non ci sia possibilità di ulteriore espansione del virus. Questo almeno è quello che sappiamo fino adesso. Certo, nel certo. corso del pomeriggio e soprattutto in serata durante i telegiornali magari avremo ulteriori notizie, però ripeto, il focolaio è stato scoperto sostanzialmente nel corso della giornata di ieri, sono stati fatti diversi giri di tamponi e la situazione, almeno stando a quello che dice la direzione, è sotto controllo. È sotto controllo. Bene. Grazie Lucio allora del tuo intervento, grazie al nostro Lucio Zanato. C'è una brevissima pausa e poi ci collegheremo via Skype con Valentina Visentin direttamente da Padova, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, è proprio successo poco fa un incidente stradale, l'ennesimo di queste ore, una moto contro un pedone, è accaduto a Lusiana Conco in via Tortima, è intervenuto l'elisoccorso da Treviso, adesso non si hanno ancora i dati della persona, del pedone rimasto seriamente ferito, è stato trasportato appunto con l'elicottero all'ospedale di Vicenza in serie condizioni. Ma adesso dovremmo essere collegati via Skype, ecco io la vedo, ecco la Valentina Visentin da Padova e anche a Padova parliamo della situazione contagi Covid. Valentina.
Sì, perché purtroppo Padova nelle ultime ore è stata, possiamo dire, maglietta nera per numero di contagi, ovvero si sono registrati il maggior numero di contagi da Covid. Purtroppo anche un'anziana che si trova all'interno di una casa di riposo, non ci hanno ancora detto quale casa di riposo, però appunto si tratta di un 82enne che è risultata positiva al tampone, e mentre sono altre 3 persone ricoverate nelle ultime 12, altre 3 persone, scusami Vanessa, contagiate nelle ultime 12 ore. Si tratta per lo più di uomini stranieri o che stavano rientrando da un viaggio all'estero. Purtroppo a Padova sono aumentati anche i ricoverati, e quindi sono 7 le persone attualmente ricoverate nel reparto di area non critica, quindi non in terapia intensiva ma al reparto infettivi, 7 persone. Al momento nella provincia di Padova risultano positive 70 persone, sono aumentati anche le persone in isolamento, che da 95 di venerdì si è passati alle 118 di sabato sera. Questi sono i dati che riguardano la provincia di Padova. C'è da registrare però anche il fatto che proprio in queste ore sono state smontate le tende, non so se vi ricordate, all'indomani dell'emergenza, dello scoppio dell'emergenza il 21 febbraio. Erano state subito allestite all'esterno dell'azienda ospedaliera le 3 tende della protezione civile, dove per tutti questi mesi sono stati eseguiti migliaia e migliaia di tamponi da parte della protezione civile e dei medici dell'azienda ospedaliera. Quindi le tre tende sono state smontate. Pensate, nei giorni di massima emergenza nelle tende venivano accolte fino a 500 persone per il pre-triage o per i tamponi. Adesso queste tende, che sono state il simbolo di questi mesi di emergenza sanitaria, in poche ore sono state smontate dalla protezione civile. L'assessore, il consigliere delegato provinciale alla protezione civile Vincenzo Gottardo ha detto che in questi mesi sono stati impegnati 1560 volontari all'interno di queste tende. Questo è per darvi un po' la dimensione del lavoro enorme che è stato fatto anche dalla protezione civile padovana in questi mesi di emergenza. Ora queste tende, che erano state allestite il 22 febbraio, sono state smontate. Bene, grazie allora alla nostra Valentina Visentin per il quadro che ci ha dato in merito proprio a questa nuova ondata di contagi che interessa anche la provincia di Padova. Periodo d'estate, come sempre arrivano anche in aumento le truffe, soprattutto ai danni di anziani, e allora proprio viene lanciato un messaggio anche agli stessi sacerdoti per, anche durante la messa, mettere in guardia soprattutto le persone anziane. La ripresa della libertà di movimento e dell'attività ha portato anche alla ripresa delle attività illecite. Nel periodo Covid, con tutta la gente a casa e senza libertà di movimento, anche i truffatori, anche i delinquenti hanno avuto serie difficoltà. In questo periodo post-Covid, fase 2, stanno recuperando quel tempo perso anche loro. Ebbene sì, torna l'allarme truffatori seriali, quelli che si inventano finti incidenti per estorcere denaro piuttosto che falsi tecnici del gas o carabinieri, oppure al mercato guardarsi bene da chi non conoscete e vi vuole abbracciare. È la collaudata tecnica dell'abbraccio per sfilare catenine, orologi e portafogli. Obiettivo sempre e comunque spillare soldi o oro, ma vanno bene anche gioielli alle vittime, che generalmente sono persone anziane o con problemi, persone di una certa età che magari, complice anche l'estate, sono a casa da sole. Causa Covid, nei mesi scorsi e a tutt'oggi sono venuti meno gli incontri delle forze dell'ordine volti a mettere in guardia la cittadinanza sul fenomeno, e da qui l'appello dei carabinieri. L'appello è rivolto ai comuni, ai sindaci, tramite i loro siti web, le loro bacheche, piuttosto che ai parroci, che nelle loro omelie se possono ricordare alla cittadinanza e soprattutto agli anziani a fare attenzione alle persone che chiedono di entrare in casa, che possono essere operai del gas piuttosto che avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine, che approfittano della loro buona fede per poi rubargli gli ori. E prima dei saluti ricordo alle 15 il film epico Gli amori di Ercole del 1960, che tra l'altro nel cast vede anche una Moira Orfei splendida e giovanissima. Poi c'è tutta la pagina dello sport dalle 16:30 in poi, Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce. Alle 18 come sempre l'appuntamento è dalla Basilica del Santo di Padova con la messa in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona domenica pomeriggio a tutti voi, arrivederci.